Ciao a tutti, io sono Michele e sono qui per condividere con voi la- l'esperienza di un affido. Eh, Ho pensato come potervi trasmettere questa esperienza, allora ho pensato di farmi tre domande. La prima è come ho conosciuto l'affido. Nel 2010 io e mia moglie stavamo facendo un percorso di adozione e lì gli assistenti sociali ci hanno raccontato anche questa opportunità che è l'affido. E nel raccontarcela ci hanno trasmesso tutto l'amore che loro hanno nel fare questo lavoro e ci hanno trasmesso esattamente qual è il concetto principale di questa esperienza, che è quella di dare amore in maniera incondizionata. Non si dà un amore per ricevere qualcosa, non si dà, come dire, il tuo cuore per avere un tornaconto. E questo ci tornava tantissimo perché in quel momento noi avevamo proprio la disponibilità di dare, la voglia di dare. E quindi è partita questa esperienza nel 2012, in un'occasione, diciamo, di un'estate particolare e abbiamo trovato Magnifica, che è un nome così di fantasia, che era già grandicella per come si direbbe adesso e quindi siamo partiti. Tutti ci dicevano ma no, che fate, poi ve la porteranno via, poi sarà qualcosa che dura poco. E più continuavano a dirci queste cose, più capivamo che era la cosa più giusta per noi da fare, perché non pretendevamo niente, avevamo solo la possibilità di dare quello che avevamo dentro il nostro cuore. Un'altra domanda che potrebbe spiegare è cosa c'è di bello dentro un'esperienza dell'affido. Di bello dentro l'esperienza dell'affido c'è appunto l'esperienza del dare senza nessuna pretesa di ricevere. Poi c'è di bello l'esperienza del condividere un affetto con un'altra famiglia, a volte impegnativo, ma sicuramente arricchente in ogni momento. E poi c'è l'esperienza della gratitudine, perché quando si dà è incredibile, si riceve sempre. E quindi ogni giorno e ogni sera ci troviamo vicino al letto di Magnifica e ringraziamo per tutto quello che la vita ci ha donato. L'ultima domanda che potrei farmi è cosa c'è di brutto in un'esperienza dell'affido? E devo dire che se c'è qualcosa di brutto, ora non lo ricordo. Ci sono stati momenti impegnativi, questo sicuramente sì, perché? Perché l'esperienza si stava costruendo. E quindi cosa ci potrebbe essere di brutto? Di brutto l'esperienza dell'affido probabilmente diventerebbe brutta quando si smette di aver voglia di fare l'esperienza del dare, quando si smette l'esperienza del condividere e quando sparisce la voglia di dire grazie e della gratitudine. Quindi per quello che è la nostra storia, per quello che è questa nostra esperienza, non possiamo che raccomandarla a tutti perché è un'esperienza che ti trasforma, non ti lascia più come eri prima e ti dà enormemente molto più di quello che tu pensi di dare. Grazie e buona serata a tutti, ciao.